Ciao, sono Anna Chiara, mamma ed esperta in alimentazione cosciente. In questa rubrica voglio darti qualche consiglio per vincere ogni incertezza a tavola e tornare a vedere il piatto con gli occhi di un bambino, perché a mangiar bene si comincia da piccoli. Ciao mamma, ciao papà. Vuoi introdurre la segale nella dieta della tua famiglia, ma i bambini non gradiscono e non sai come proporla diversamente? Ti do 3 idee. 1. La polenta rustica. Mescola 1/3 di farina di segale con 2/3 di farina di mais, prima di stemperarla in acqua bollente e cucinala come una polenta tradizionale. No, non serve cucinarla per tutto il tempo. Mettili il coperchio e lasciala sobbollire a fiamma dolce per circa 45 minuti. 2. Il pane scuro. Nel tuo impasto del pane aggiungi 1/3 di farina di segale e lavorano normalmente. Otterrai un pane scuro e profumatissimo, leggermente meno alveolato, ma delizioso. 3. Se vuoi utilizzare il chicco, invece di cucinarlo, fallo germinare. La germinazione è semplicissima e non ti porterà via tanto tempo, è solo una questione di organizzazione. Metti in ammollo la segale per 24 ore in abbondante acqua. Dopodiché scolala e ponila in uno scolapasta ben distribuita. Lasciala umida per altre 24 ore, dopodiché noterai che il chicco sarà ben idratato e il germe si sarà ingrossato. È ora di mangiarlo. Condiscilo come qualsiasi altro cereale, meglio se con un sugo crudo. Sarà buonissimo e ricco. Allora, quale proverai? Natura sì.